buonasera a tutti e grazie per essere qua questa sera. L'idea di questa mostra è nata dalla visione, dopo aver preso visione di alcune fotografie sbiadite che mi hanno particolarmente interessato, e da là ho iniziato a scavare. Questo scavo è stato possibile grazie innanzitutto all'archivio storico del Comune di Cagliari, che è ricco di materiale, mi ha permesso di trovare fotografie e tramite queste fotografie trovare dettagli e particolarità della divisa che altrimenti non sarebbe stato possibile rilevare o ricostruire. E poi grazie all'aiuto di sarti come la Sartoria Z e di ografi locali che mi hanno aiutato nella realizzazione e nel rifacimento dei fregi. A tutto questo devo aggiungere l'aiuto dato, come ha già detto Dottor De Logu, da privati cittadini che hanno fornito fotografie che hanno permesso di realizzare questa mostra. Mi ha colpito molto questa divisa perché è una divisa che deriva dalla cavalleria del Regno Sardo Piemontese e poi dopo l'unità d'Italia è stata utilizzata per le guardie municipali. Infatti, se il collega si può voltare un attimo, c'è un particolare. Il dettaglio del conosco meglio è diventato un dettaglio decorativo all'origine, può rigirarti. All'origine serviva per la cavalleria, perché su quei bottoni attaccava una bisaccia per poter andare a cavallo e poter portare con sé più cose possibili. Nella ricerca sono state ritrovate sciabole di fine secolo che sono state di fine 800 che sono state ripulite e questo è il risultato. A me è piaciuta l'idea di questa mostra proprio per valorizzare e conservare la memoria storica sia del corpo a cui appartengo, ma anche del comune a cui appartengo. Poi, in un posto splendido come il sottopiano del comune si è avverato un sogno che avevo nel cassetto. Per questo vorrei ringraziare sia il sindaco, l'assessore e il comandante e tutti quanti voi che siete presenti.